Strumenti, chiavi inglesi, marmitte, volanti e soprattutto motori targati Toyota. I laboratori della scuola ENAIP di Padova trasformati in vere e proprie officine del futuro. È il progetto Toyota Tech Academy, un modello di sinergia tra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro. Non solo gli studenti impareranno a riparare un'auto Toyota, ma ne comprenderanno le tecnologie, quelle che guideranno la mobilità del futuro. Sono due realtà che si incontrano e che hanno molte cose in comune. Ripeto, ENAIP non è grande come Toyota, magari è una realtà ben diversa, però è una scuola, è un punto importante anche futuro per un'impresa come Toyota. Cos'è che ci mette insieme? Sicuramente nel sistema Toyota Way c'è il rispetto, c'è il miglioramento continuo, c'è la qualità. C'è il lavorare insieme in questo e ENAIP è caratterizzato come scuola della formazione professionale dal 50% del tempo in laboratorio. È una scuola differente, è una scuola, ma il 50% si sta in classe, il 50% in laboratorio. Quando si è in un laboratorio ENAIP, che sono laboratori molto innovativi, tipo quello che oggi noi andiamo a inaugurare grazie a Toyota e a Ferriauto, perché è la Toyota Tech School, è la prima scuola Toyota in Veneto. E cos'è che mette insieme, vi stavo dicendo? Sentite che bella la scuola nella sua campanella. Mette insieme che non può esistere nel lavoro una teoria degli alibi e questo è un principio fondamentale in Toyota. Non è colpa degli altri, il mio lavoro dipende anche da come riesco a lavorare con gli altri e questo viene insegnato tutti i giorni in ENAIP. Sono piccoli gruppi di lavoro ma che permettono ai nostri ragazzi di essere dei bravissimi tecnici domani. Naturalmente serve la tecnologia corre, lo sappiamo, ed è grazie anche all'impegno di queste imprese che noi possiamo garantire livelli molto alti nei nostri laboratori. Essere una Toyota Tech School vuol dire accedere a una formazione di altissimo livello. Per i ragazzi vuol dire avere una cosa importante, avere un certificato che gli permetterà di lavorare in Italia, all'estero, in qualunque posto dove ci sia un'auto Toyota. I giovani studenti avranno accesso a strumentazioni all'avanguardia e riceveranno una formazione tecnica sui veicoli ibridi, elettrici e a idrogeno. Il tutto con un obiettivo chiaro: formare tecnici specializzati pronti a inserirsi in una filiera che richiede competenze sempre più sofisticate. La collaborazione con ENAIP è nata oltre 10 anni fa. Ogni anno ospitiamo diversi ragazzi per i tirocini formativi all'interno delle nostre strutture. Noi lavoriamo con 10 sedi nel territorio e riteniamo che la collaborazione con ENAIP sia fondamentale per poter inserire nuovi talenti ogni anno all'interno delle nostre strutture. Facilita sicuramente l'ingresso nel mondo del lavoro e sicuramente è un progetto che copre a 360 gradi la formazione di tutti i ragazzi, mettendo in pratica quello che studiano nei loro anni durante l'attività scolastica per poi dopo mettere in pratica le loro attività all'interno di una organizzazione strutturata. Avete già avuto riscontri positivi magari dagli studenti che hanno fatto con voi il tirocinio? Assolutamente. Nell'arco di questi ormai 10 anni abbiamo confermato molti studenti, molti ragazzi, molti dei quali sono ormai anche cresciuti e diventati dei tecnici senior. I dati Istat ce lo dicono che il divario tra domanda e offerta di lavoro è molto ampio e questo divario aumenta anno su anno, quindi trovare delle competenze sul territorio è frutto anche di essere un territorio più attrattivo per tutti gli investimenti. ENAIP è un istituto molto importante sul quale appunto Confindustria punta molto perché forma ragazzi e che siano pronti appunto ad inserirsi nel mondo del lavoro. Inoltre appunto la collaborazione tra Confindustria ed ENAIP è molto attiva. La Toyota Tech School di Padova è nata anche grazie a Ferriauto Toyota, concessionaria e officina autorizzata dal marchio giapponese, con cui ENAIP Veneto collabora da tempo. Così, quando Toyota ha proposto di realizzare la Tech School, il primo pensiero è andato proprio ad ENAIP. Già da anni Ferriauto aveva avuto modo di vedere la professionalità della scuola e dei giovani studenti, sempre più competenti nel settore.
È un sogno che diventa realtà dopo 20 anni. Io avevo chiesto a tutte le case automobilistiche con cui ho collaborato in tutti gli anni di arrivare a una certificazione di Stato, cioè che lo Stato riconoscesse le qualifiche che questi ragazzi fanno durante il loro percorso scolastico. Oggi ci siamo, la Toyota c'è riuscita, loro verranno certificati dallo Stato. Stiamo parlando, per chi sceglie il nostro percorso, di un marchio innovativo. Negli anni 50 abbiamo cambiato il modo di fare le auto, di costruire le auto, abbiamo cambiato la catena di montaggio. A fine anni 90, quando tutti pensavano al diesel, noi pensavamo all'ibrido, abbiamo presentato nel 97 la prima vettura full hybrid. Oggi tutta la nostra gamma è full hybrid e oggi avete visto qua entrando c'è una macchina idrogeno che sembra il futuro, ma se andiamo qui vicino a Parigi 2000 vetture sono taxi, sono a idrogeno, quindi è già una realtà. Noi a Venezia ne abbiamo circolanti 8, tra cui le macchine istituzionali del Comune di Venezia. L'innovazione è arrivata anche nel service. I nostri ragazzi oggi lavorano in coppia e riescono a dare in 50 minuti una manutenzione a qualsiasi cliente. Questo ci permette di avere una soddisfazione del cliente elevatissima e di riuscire a soddisfare qualsiasi esigenza. Un cliente che deve essere alle 9 a lavoro viene alle 7:30 da noi, alle 8:15, 8:20 può partire per andare a lavoro. Quindi è un'innovazione anche nel mondo del service. Questo riusciamo a farlo all'80% dei nostri clienti. Questa attenzione l'abbiamo voluta testimoniare lanciando un messaggio anche con il nuovo payoff che abbiamo varato da poco, Ferri Auto Toyota qui per te. Questo qui per te è riferito sia ovviamente alla nostra clientela, quindi sempre presenti durante tutto il percorso di vita dell'auto dei nostri clienti, tra l'altro molto fedeli, ma un qui per te anche per l'interno, cioè per il team. E siamo qui oggi proprio per celebrare di fatto un costruire valore, percepire valore all'interno dei tecnici del futuro che abbiamo qui con noi e quindi essere qui per te anche formando le persone che poi un domani saranno sempre presenti di fronte al cliente del futuro. E come raccontano, ENAIP è un bacino prezioso per trovare e scoprire nuove figure formate e competenti da inserire nell'organico. Attualmente infatti sono almeno 20 dipendenti ex studenti di ENAIP Veneto. Quello dell'automotive è un settore particolarmente importante per l'ente di formazione Veneto. Solo nella sede di Padova negli ultimi 5 anni più di 600 studenti hanno conseguito la qualifica triennale o il diploma tecnico come tecnico riparatore dei veicoli a motore. Oltre il 90% di loro, inoltre, ha trovato lavoro nell'arco di un anno. Segno di passione, di voglia di lavorare e di sperimentare i nuovi sistemi e le nuove tecnologie. A confermarlo proprio gli studenti, loro che hanno studiato la storia di Toyota, che hanno sperimentato sul campo e che aspettano di approfondire sempre di più grazie alla Toyota Tech Academy. La storia di Toyota parte da una piccola azienda tessile, è nata in Giappone e col tempo ha cominciato dal figlio del fondatore di questa azienda tessile di creare automobili, ispirandosi alla Ford. Col tempo, arrivando al giorno d'oggi, ad essere uno dei produttori migliori al mondo di automobili. Lo ritengo loro un grosso privilegio, almeno essere formato da un'azienda del genere, perché mi darà molti sbocchi a livello lavorativo e chissà, magari un domani mi piacerebbe andare a lavorare nel mondo del motorsport. Grazie a questa collaborazione ci è riuscito ad aprire anche un mondo grande come Toyota, dove in questi ultimi mesi abbiamo iniziato a fare i loro corsi online molto interattivi, dove abbiamo scoperto la loro filosofia, dove recentemente l'abbiamo anche applicata nel nostro laboratorio e in questi ultimi giorni abbiamo iniziato a scoprire anche il loro parco auto, ibrido elettrico, anche idrogeno, come la Mirai, essendo sempre in sicurezza grazie ai loro corsi e non vediamo l'ora di continuare con questa collaborazione. La mia esperienza di scuola lavoro è stata un'esperienza veramente bellissima perché ho avuto soprattutto dei colleghi, un capo che mi ha insegnato sulle auto ibride, su come funzionano ad esempio gli inverter, è stata una bella esperienza. La rifaresti? Sì, mi è piaciuta molto, soprattutto perché ho avuto anche delle persone simpatiche e mi hanno anche risposto alle mie curiosità, se avevo qualche difficoltà mi aiutavano, bello bello.
I ragazzi seguiranno un percorso formativo grazie all'appoggio ovviamente di Toyota e verranno certificati livello numero 1 come tecnico, quindi un plus in più per il momento in cui entreranno nel mondo del lavoro. Ovviamente si parla di rete ufficiale di Toyota. La formazione avverrà in modalità mista, quindi in parte online e in parte in presenza e con prova pratica anche durante la fase finale di certificazione della vera e propria competenze acquisite durante il percorso. Che tipo di competenze acquisiranno? Che tipo di attività svolgeranno gli studenti? Allora, la parte principale è soprattutto nella filosofia di Toyota, ossia Toyota ha mirato il suo, come dire, mantra di riparazione e di gestione sul cliente, quindi la vera e propria plus è nel fornire un'assistenza, perché di fatto l'assistenza fa parte della soddisfazione completa del cliente, sia partendo dall'acquisto del veicolo per poi avere nel proseguo della durata del mezzo nell'arco di X anni di utilizzo, e quindi la manutenzione fa parte del 50% circa del valore che il cliente ha del mezzo. Se bisogna scegliere veloce, perché poi i posti, per esempio in questo caso, per fare il super meccanico auto o il super carrozziere, non è che sono infiniti, sono limitati, non possiamo mettere in aula 30 persone, questo dipende dai laboratori. Sicuramente diciamo che è motivo di scelta per i ragazzi, ma è anche un grande motivo di metterci le mani sulle macchine di ultimissima generazione, e per chi vuole fare meccanico auto, avere a disposizione macchine come quelle che noi possiamo vedere, potete immaginare quanto possa essere la felicità. Quella ENAIP di Padova è la prima scuola di formazione professionale e la terza scuola della regione a diventare Toyota Tech School. Un progetto che va anche oltre alla classica formazione, offrendo agli studenti motivazione, visione e opportunità reali di crescita professionale per affrontare e guidare le tecnologie del futuro.